Buonasera a tutti quanti, vi presento la prima marcia del Toro che si svolge qui a Corniolo nella 33esima Sagra del Toro. Nonostante l'inclemenza del tempo abbiamo organizzato due percorsi, uno da 7 e uno da 12 km che vengono effettuati lungo le campagne della nostra Bassa Friulana. Le immagini che vedete si riferiscono alla nostra manifestazione e soprattutto alla cottura del nostro toro allo spiedo, a cui abbiamo avvicinato, anche perché non si sentisse troppo solo, la nostra porchetta. Noi ringraziamo per la viva partecipazione, ripeto, nonostante questo tempo veramente inclemente che ha preso la nostra zona, ma mi pare anche tutto il resto del Friuli, e quindi ringrazio veramente tutti quanti. So far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away. Ringraziare tutte le 87 persone che hanno partecipato alla nostra marcia, nonostante il brutto tempo e la pioggia incessante. Voglio ricordare che purtroppo non sono visibili le immagini del percorso, perché il percorso non è stato raggiunto da alcun mezzo. Quindi di nuovo ringrazio tutti i partecipanti, saluto tutti quanti e spero di ritrovare altri partecipanti e tutti quelli di quest'anno nella prossima edizione. Grazie a tutti. Cari amici sportivi e non, buona giornata, finalmente un po' di sole. Ci troviamo a Villanova delle Grotte, dietro di me vedete un paesaggio stupendo, l'aria sicuramente è pungente, però prima di andare avanti vi voglio presentare il signor Pinosa, il quale è responsabile del gruppo Grotte di Villanova, vi accompagnerà per tutta la manifestazione e vi racconterà un po' quello che è la storia di questa località meravigliosa. E una domanda vorrei fargli: il significato di questa scritta che porta sulla maglietta. Passiamo la parola a lui e sentiamo un momentino cosa c'è da raccontarci. Il significato della scritta abbiamo un po' scimmiottato il tipicamente friulano e trasformato in tipicamente sauarsano. Perché? Perché il paese di Villanova delle Grotte, nell'antico dialetto slavo che si parla qua, si chiama Zawarch. Per questo sauarsano vuol dire un abitante di Villanova delle Grotte. E per quanto riguarda invece la marcia e bel tempo, noi abbiamo telefonato su ieri, abbiamo detto che oggi deve essere per forza bel tempo, quindi è venuto bel tempo, l'aria è giustamente frizzante, così sveglia un po' anche dal torpore tutta sta gente che magari è rimasta in casa a dormire per troppo tempo, e oggi quindi sarà una bella marcia, anche perché c'è parecchia affluenza nonostante le premesse non siano state delle migliori. Allora intanto grazie e poi ci ritroveremo sul percorso e buon divertimento a tutti. I'm tired of being in love and being all alone when you're so far away from me. I'm tired of making out on the telephone 'cause it's so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
troviamo nei pressi del Terminal Grotte. L'immagine che state vedendo è l'immagine di un antico crocifisso che è stato realizzato alla fine del 1800. E qui alle mie spalle invece vedete un percorso chiuso, purtroppo, e me ne scuso con tutti i partecipanti alla marcia. Questo percorso è il percorso più importante perché porta dalla piazza della chiesa al Terminal Grotte. Abbiamo chiesto ripetutamente all'amministrazione comunale di sistemarlo, di pulirlo perché è molto scivoloso, l'abbiamo chiesto anche per iscritto. Negli ultimi giorni la risposta è stata che ci ha chiuso il percorso. And I get so tired when I have to explain, and you're so far away from me. See, you've been in the sun and I've been in the rain, and you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Take it out. Siamo lungo il percorso della marcia, camminiamo insieme di Villanova delle Grotte e ci troviamo in questo momento davanti all'ingresso dell'abisso di Vigant, che è proprio sotto il borgo Vigant o Vigans come si dice qua. E l'abisso di Vigant comunica tramite la grotta Pre-Oreac con la valle del Cornappo. È uno dei pozzi più profondi esistenti in zona perché ha uno strapiombo, un pozzo verticale di 98 metri. E all'interno di questa grotta sono stati trovati anche i resti dell'Ursus Peleus, che è stato poi ricostruito secondo i rilievi che sono stati fatti e quello che sono riusciti a rilevare, diciamo, no, gli esperti. È stato ricostruito un'immagine a grandezza naturale di quest'orso si trova all'interno delle grotte turistiche di Villanova. Viganza ha anche un'altra particolarità. La collina sopra il borgo si dice sia stato uno dei primi insediamenti dei Celti. Si trova ancora qualche pietra particolare, qualche rovina che i vecchi abitanti del paese dicono sia i resti di questo insediamento di Celti. So far away from me. Oh, you're so far away from me. Yeah, you're so far away from me. So far away from me. And you're so far away from me. So far away from me. So far away from me. Oh, so far away from me. So far away from me. So far away. Siamo all'interno delle grotte di Villanova, questo è l'angolo dei cristalli, così chiamato dagli scopritori. La grotta è stata scoperta nel 1925 e nel 1926 è stato costituito il gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova che ho l'onore di presiedere. La scoperta di queste grotte ha entusiasmato la popolazione del paese, che allora si chiamava Villanova in Monti, al punto tale da fargli cambiare il nome del paese, da Villanova in Monti appunto in Villanova delle Grotte. Nel corso degli anni il gruppo, autofinanziandosi, ha esplorato l'interno delle grotte, quelle che state vedendo, e ha cominciato a lavorare per rendere fruibili turisticamente i percorsi principali, il ramo principale. Sempre autofinanziandosi sono riusciti ad arrivare al ramo del Paradiso. In tempi successivi sono state rese fruibili anche altre gallerie, capendo l'importanza per quel che riguarda lo sviluppo turistico di tutta l'Alta Val Torre. Negli anni 80 è stato scavato un nuovo ingresso artificiale per raggiungere le parti più interne della grotta. Ma quello che
sicuramente ha segnato lo sviluppo più importante di queste grotte è un finanziamento regionale che ci ha permesso di sviluppare il percorso del ramo principale fino nella grandissima sala Regina Margherita, percorso che è stato recentemente per la parte interna ultimato e che verrà reso fruibile, speriamo, in tempi molto brevi. Le immagini che avete visto sono solamente una minima parte del percorso turistico delle grotte, che si sviluppano per oltre 8 km. Un'altra cosa importante che vorrei segnalare è che oltre al percorso turistico c'è un altro percorso speleoturistico dove con delle visite organizzate per gli appassionati si può passare delle ore all'interno delle grotte. Bene, siamo arrivati anche quest'anno al termine di questa bellissima manifestazione. Da quel che ho sentito tutti contenti, abbiamo avuto quasi 400 persone, quindi a me non rimane altro che ringraziare tutti quanti e un arrivederci al prossimo anno. Bene, io non mi dilungo oltre, lascio la parola alla prossima manifestazione. Salve a tutti, vi aspettiamo sabato prossimo 23 agosto a Palmanova per la prima 12 ore in notturna organizzata dalla FIASP. È molto bella e particolare in quanto si snoderà attraverso il giro dei bastioni di Palmanova. La staffetta è molto particolare in quanto è libera, si organizzano squadre da 2 fino a 12 persone. La particolarità di essere notturna poi è affascinante per il fatto che i bastioni saranno illuminati nei punti più caratteristici e più interessanti. Vi aspettiamo quindi sabato prossimo, partenza alle ore 20, con termine alle ore 8 in arrivo in Piazza Grande a Palmanova.